Continua a far discutere l'appoggio di Marcello Dell'Utri e Toto Cuffaro al candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L'ultima a essersi espressa al riguardo è Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992, che afferma: dovrebbe essere assolutamente scontato, ma evidentemente non lo è, che chi aspira a rappresentare la capitale dell'antimafia, la città di Falcone e Borsellino, senza alcuna titubanza prenda posizione, rifiutando endorsement di personaggi impresentabili. Eppure, continua, a pochi giorni dal 30° anniversario della strage di Capaci ci troviamo costretti a chiedere a chi intende amministrare Palermo di dire parole chiare contro i mafiosi e chi li ha aiutati e di ripudiarne appoggi e sostegno, conclude. Prima di Maria Falcone si era espresso Alfredo Morvillo, fratello di Francesca ed ex magistrato, che qualche giorno fa ha detto: a 30 anni dalle stragi la Sicilia è in mano a condannati per mafia. C'è una Palermo che gli va dietro, se li contende e li sostiene. Dopo Morvillo, ieri anche il centro Pio La Torre ha chiesto ai candidati di assumere una posizione esplicita. Le stesse accuse sono state rivolte al governatore della Sicilia, Nello Musumeci, dal presidente della commissione regionale antimafia e candidato alle prossime elezioni regionali, Claudio Fava. Rivendico il diritto di Dell'Utri e Cuffaro di dare consigli dopo aver scontato la loro pena, ha affermato, ma non è tollerabile che a chiedere loro dei consigli sia il presidente della regione. Chiedo a Nello Musumeci che il 23 maggio e il 19 luglio non si presenti con il petto gonfio di lacrime, perché la mafia si combatte anche con un minimo di coerenza, ha concluso. Il tema assume ovviamente maggiore importanza a pochi giorni dal 30° anniversario della strage di Capaci. Per molti è inaccettabile che chi aspiri ad amministrare Palermo o la Sicilia sia sostenuto da personaggi come Cuffaro e Dell'Utri, il primo condannato per favoreggiamento a Cosa Nostra, il secondo per concorso esterno in associazione mafiosa. Alle accuse ha risposto il candidato sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, affermando che si tratterebbe della solita macchina del fango agitata da una certa sinistra. Anche Cuffaro e Dell'Utri si sono difesi, ribadendo il loro ruolo. Non decidiamo noi, ci limitiamo a dire chi ci piace, hanno affermato.